Sulla sanità locale del Veneto si sta abbattendo una tempesta perfetta. Previsione, anzi affermazione, di Andrea Gregori, segretario provinciale del Nursin di Vicenza. La tempesta perfetta si concretizza sostanzialmente con due situazioni. La prima è la richiesta di pieni poteri sulla sanità da parte di chi è fautore dell'autonomia differenziata, in cui si aprono le porte sostanzialmente alle assicurazioni private per coprire i fabbisogni dei cittadini di salute. L'altra tempesta perfetta che sta arrivando è quella della carenza di personale con la conseguente riduzione dell'attività del pubblico. Dunque, i due fronti della perturbazione che rischia concretamente di cambiare volto alla nostra sanità, spingendola sempre di più verso il privato, sarebbero da una parte gli interessi crescenti delle assicurazioni private e dall'altra il graduale ridimensionamento dei servizi nella sanità pubblica per la carenza di infermieri. Fino al 2029 è stimata, nella migliore delle ipotesi, una riduzione del personale infermieristico all'interno del servizio sanitario regionale di 3.000 unità. Nella peggiore delle ipotesi si viaggia verso le 8.000-9.000 unità in meno. Questo cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente chiudere 5 ospedali SPOC della regione per complessivi 350 posti letto l'uno. Allora è chiaro che se il disegno è questo, noi andremo verso una caduta dell'offerta pubblica e un'implementazione dell'offerta privata. Ciò che preoccupa è il monopolio di questo, nel senso che c'è il rischio concreto che chi eroga le assicurazioni sia poi gli stessi che erogano anche i servizi. Lo scenario, stando così le cose, sarebbe dunque quello di una sanità pubblica in cui le carenze apriranno sempre di più le porte non solo ai servizi privati, ma si affideranno al privato anche per posti letto e ricoveri. E questo potrebbe essere coperto solo dalle assicurazioni, perché la spesa per la stragrande maggioranza dei cittadini diventerebbe insostenibile. Quello che vedo io nel futuro è un'assoluta privatizzazione del sistema salute e l'autonomia differenziata con quella richiesta di poteri sta portando in questa direzione.